Eccoci insieme, cari telespettatori, ben ritornati. Siamo in diretta e parliamo di comuni virtuosi. È bene farlo, ricordare anche l'attività, l'impegno che tanti sindaci profondono nel loro quotidiano, nell'attività di amministrazione del comune. Non è cosa semplice, non lo è soprattutto quando si cerca di fare delle opere che possono essere indifferibili, importanti, urgenti, risparmiare dove possibile, ma soprattutto attenersi a questo tremendo patto di stabilità. Però ci sono dei comuni, e ce ne sono anche abbastanza, a livello nazionale 143 e molti anche nel nostro territorio regionale, che sono virtuosi, un termine non solo così che può essere coniato da chiunque, ma tecnico, tant'è vero che ci dovrebbe essere un decreto legge, si auspica, che dovrebbe entrare anche in vigore tra non molto, che dà anche un premio a questi comuni che si sono contraddistinti per aver operato in un certo senso rispettando determinati parametri. Quindi esiste una regolamentazione ben precisa. Ma quali sono i parametri? Cosa hanno fatto di particolare? Perché si sono contraddistinti? Chi li ha segnalati e in che termini? Per capirci qualche cosa in più e quindi parlare anche in termini positivi e propositivi, abbiamo due sindaci. Uno in provincia di Vicenza, Giorgio Gentilin, comune di Arzignano, sindaco, ben arrivato qui con noi. Grazie. E l'altro invece in provincia di Padova, Curtarolo, sindaco di Curtarolo, Marcello Costa. Grazie anche a lei. E grazie a voi. Allora, cominciamo da lei, sindaco Costa. Vediamo un po' di capire poi uno e l'altro, eccetera. Cosa vuol dire comune virtuoso? Questo stiamo cercando di capirlo anche noi, diciamo, dopo la segnalazione che ci è arrivata dall'ANCI sulla presenza del comune di Curtarolo nell'elenco dei comuni che per decreto saranno classificati come virtuosi. Abbiamo un po' visto il decreto, ovviamente ci sono tutta una serie di parametri che danno poi la possibilità a chi ha esteso questo decreto, che dovrà essere approvato comunque, di essere inseriti come comune virtuoso. Ci stiamo aspettando comunque anche di capire bene, qualche idea ce la siamo fatta vedendo le varie normative, se c'è un vantaggio a essere virtuosi, perché c'è anche il dubbio che sì, essere tanto virtuosi, almeno finora abbiamo sempre avuto effetti contrari. Chi è più virtuoso magari dopo è anche più bastonato forse. Esatto, perché poi c'è questo problema che essere virtuosi vuol dire anche risparmiare dove è possibile, fare delle spese che possono essere avvedute e necessarie e non andare a sperperare. Si è visto che però ci sono comuni sperperoni al massimo, segnalazioni anche ben note in certe realtà del sud Italia, che poi ricevono anche supporto e sussidio in questi buchi mostruosi di bilancio dallo Stato stesso, dalla Regione, che lascia trasalire i cittadini. Sì, lei ovviamente si riferisce a qualche intervento che governi precedenti e l'attuale hanno fatto in maniera straordinaria. Ricordiamo ad esempio Catania, tanto per fare un richiamo storico, no? Con centinaia di milioni di euro che ovviamente deve pagare il nord, ovviamente, con la sua virtuosità. Allora siamo anche noi un comune virtuoso, uno dei 9 comuni della provincia di Vicenza, e questo premia, tra virgolette, ma mi richiamo al mio collega, il dottor Costa, che la virtuosità talvolta può essere penalizzante nella nostra opera amministrativa, alla quale però noi crediamo, ci muoviamo su quel terreno. Cosa vuol dire essere virtuosi? Amministrare bene, questo è il concetto, stare attenti a come si gestiscono i soldi dei cittadini, con un occhio ovviamente al patto di stabilità. Un'attenzione alle spese, un'attenzione agli investimenti, quello che si può fare, quello che non si può fare. Però di questi tempi, con all'orizzonte ormai vicino l'IMU, l'imposizione che dovremmo chiedere ai nostri cittadini, con tasse che dovremmo pagare, anche se io ritengo che anche il mio collega la ritenga una tassa iniqua fino al momento, perché diventiamo esattamente dei gabellieri per lo Stato, però la virtuosità, qualora il decreto esca, ci dà una boccata di ossigeno nel poter spendere e investire in opere
per le nostre città. Ecco, esatto, perché per ritornare un po' ai parametri, cioè quando io dico virtuosi non vuol dire essere bravi genericamente, ci sono stati dei parametri che sono stati stabiliti che voi avete rispettato, sì, e quindi siete entrati in questa classifica, no? Cos'erano? Sì, alcuni di questi a memoria, no, vabbè, più o meno anche rimanere ovviamente dentro il patto di stabilità e rispettarlo. La spesa del personale sempre corretta e in regola con le normative attuali, e la capacità di riscuotere i crediti, esatto, da parte del comune, e quindi anche mantenere e ovviamente la copertura delle spese che sia adeguata. Ecco, questo ovviamente è un buon segno, diciamo. Io sinceramente devo anche ringraziare i nostri dipendenti, ne abbiamo pochi tra l'altro, quindi siamo rimasti, ecco, dentro questo parametro di virtuosità anche per costrizioni esterne, no? Cioè, come diceva il collega prima, certamente abbiamo sempre cercato di lavorare dal punto di vista del bilancio in modo corretto, rispettando la normativa, senza fare i furbi, visto che si parla molto spesso dei furbi. E dall'altra parte devo anche dare atto a chi si occupa dell'ufficio bilancio e tributi, che ci ha dato una mano grandissima anche come competenza, diciamo, e come anche suggerimenti. Quindi, diciamo, e d'altra parte poi l'altro aspetto, ad esempio sul personale, siamo stati virtuosi sia perché comunque è una scelta nostra essere corretti, ma anche perché una serie di circostanze esterne ci hanno costretto ad abbassare notevolmente la spesa del personale. Ecco, circostanze esterne cosa vuol dire? Facciamo un esempio, un nostro dipendente ha fatto il concorso per segretario comunale, è diventato segretario comunale e non abbiamo potuto sostituirlo. E quindi fatalmente abbiamo abbassato quindi vi siete la contenuti spesa, assolutamente. sì, anche per questo motivo, diciamo, in questo caso, no? Ma ci sono anche altri elementi, una cosa banalissima, visto che si parlava di sprechi, no? Pensiamo alle auto blu, si spreca molto con le auto blu. È la cosa più che altro che è balzata agli occhi di tutti. Cosa capita al comune di Curtarolo? Noi abbiamo due auto, due punto del 1990 e qualcosa, quindi antiche. Dobbiamo cambiarle, cioè è il momento di sostituirle. Non possiamo, perché possiamo spendere per le auto, visto che altri hanno sprecato, il 20% di quello che abbiamo speso l'anno scorso. Cioè zero. Zero a questo punto. Quindi ecco, per gli sprechi degli altri dobbiamo essere virtuosi noi, insomma, ecco, questo, certo. ecco, questo è un po'... Ma io ad esempio chiedo un po', alla luce di una riflessione, magari anche una domanda molto stupida, sì. Ma per esempio se i vari comuni, visto che si tratta di auto che servono per l'attività, esatto, per l'attività, dare un buon esempio, prendere l'auto elettrica, che allora a questo punto, cioè, proprio dare, non dico a voi che poi già siete virtuosi, che avete già un contenimento, ma un po' come monito, e che potrebbe servire anche ai cittadini per far capire l'auto a GPL, cioè veramente un risparmio che va oltre. Mi è venuto in esempio dell'auto perché stiamo parlando di questo, poi ci potrebbero essere anche altre cose. So che per esempio nella provincia di Padova la provincia ha messo i pannelli fotovoltaici per riscaldamento, eccetera, cioè adottare anche quei sistemi che fanno capire in una svolta anche importante sotto più profili. È ipotizzabile oppure realisticamente, conti alla mano di amministratore, dice sono belle parole però poi nei fatti? Ma i fatti è che comunque il bilancio di previsione 2012 nostro, se arriva questo decreto qualcosa in più ci dà, possiamo spendere per le opere 240.000 euro, insomma, cioè quasi niente. Quasi niente sostanzialmente. Questo compresi gli stipendi? No, per le opere pubbliche, come opere di investimento, diciamo. È una cifra veramente irrisoria rispetto a quello che sono le necessità. Qualcosa in più potremo spendere, altri 200.000 euro, se almeno il nostro calcolo, le nostre proiezioni sono queste, se effettivamente entro breve tempo varano questo decreto, perché se aspettiamo ancora qualche giorno, qualche mese, arriviamo a settembre in cui, anche perché poi c'è l'obbligo che quei soldi, questi 200.000 euro nel caso nostro, dobbiamo spenderli, pagare entro il 31 dicembre, altrimenti restano là. Ah signore! E lì posso intervenire? Certo. E lì il problema che dobbiamo correre con la burocrazia esistente, dobbiamo correre per spendere entro il 31 dicembre. Cioè, quindi, ma praticamente rischiando che il decreto non venga approvato perché nel marasma generale di nessuna certezza. Il collega, lui ha parlato dei suoi 200.000. Io avrei la possibilità di spendere per opere 1.400.000 o addirittura 1.600.000. Che potrebbe essere un muovere l'economia, tra virgolette. È proprio una grossa boccata di ossigeno, ma si immagini la pressione a cui devono essere sottoposti i nostri uffici,
dall'urbanistica ai lavori pubblici soprattutto, ai tributi, che devono correre per parare, come dire, i rallentamenti burocratici. Per quanto concerne le auto blu, Sì. io ho proibito a tutta la mia squadra di usare le auto blu. Le abbiamo tutte alienate e le ho date tutte alle associazioni di volontariato. Sulla possibilità di accedere all'alternativa energetica con risparmio energetico mi interessa moltissimo l'uso dell'auto elettrica, però abbiamo il limite delle colonnine che devono essere impiantate anche per dare un'immagine ai cittadini. Sì. C'è il costo iniziale ovviamente dell'auto elettrica, però vedo che da noi la Confartigianato, con tutta la Confartigianato regionale, sta portando avanti questa politica, sensibilizzando le amministrazioni, verso cui politica siamo sensibili sicuramente. Assolutamente, no, questo è importante. Sicuramente. Allora, ipotizzando 1 milione e rotti. 1,6 milioni. 1,6 milioni, così siamo di cifre anche importanti. Prima di andare dopo andiamo subito in pubblicità. Una cifra rilevante, si commissionano dei lavori, si fanno dei progetti, le aziende incominciano a mobilitarsi in questo senso, giusto? Qualora, e dovete farlo presto, qualora questi soldi non dovessero arrivare, cosa succede? Noi restiamo nei nostri 240.000 L'imprenditore si suicida. Restiamo nei nostri 240.000 euro, insomma. Quelli li possiamo spendere sicuramente entro Lo so, dicembre. però siccome la cifra è molto più alta, io l'ho fatto preso Sì, la cifra quella perché quella Beh, fa chiaro. capire la portata, perché uno sì. dice vabbè 240.000 euro, tutto sommato è una cifretta più contenuta, ovviamente se vogliamo, sono non anche manda due in fallimento, comuni. teoricamente non dovrebbe far fallire, visto che si tratterebbe di vari lavori Sì. in vari ambiti, diverse aziende. Quando invece parliamo di 1 milione Chiaro. rotti, uno può dire rifaccio un'opera importante che so io della viabilità, qualche cosa di competenza del comune che è indifferibile, e un'impresa che si impegna in questo, si impegna per cifre di non poco conto, e può essere quella cosa che se quei soldi poi non ti arrivano ti mette veramente in uno stato di default. Per me, ma non so, casomai sarà il sindaco Gentilini a Sì, dirlo, sì, per lui, proprio. cioè che noi avvieremo il lavoro solo se siamo certi. Quindi successivamente. Sì, una volta che il decreto è approvato, pubblicato. Ecco, quindi questa è la insomma, certezza. questo, Cosa dice? Sì, anche perché io ho adottato un cosiddetto piano salva imprese. Già dall'insediamento nella seconda metà del 2009, in cui ci siamo posti il problema che i fornitori di lavoro e di opere per il comune devono essere pagati non oltre i 45 giorni. Perché non è etico, non è sociale che devono aspettare con rischio, come vediamo in questi giorni, di tanti piccoli imprenditori che falliscono e poi prendono delle decisioni drastiche contro se stessi e contro le loro famiglie, che ovviamente inquietano la nostra società. Questo è il decreto salva imprese. Ovviamente, rispettando questo, faremo anche qualche lavoro in meno, ma essere sicuri di onorare chi presta la loro opera. Che questo è fondamentale. Allora, andiamo in pubblicità, è arrivato un messaggio che diceva inutile, bisogna svegliarsi, inutile essere virtuosi, visto che i comuni virtuosi sono soltanto al nord e dalle altre parti invece si comportano e fanno quello che vogliono senza risparmiare. Questo era un po' un monito su cui poi diamo anche delle risposte subito dopo la pubblicità, tra poco. Eccoci qua, siamo di nuovo in onda con voi. Mi stava dicendo, signor Sindaco, il discorso della disoccupazione, di gente che ha perso lavoro, è un altro problema che fa capo poi sempre ai sindaci. È un problema che tutti i sindaci, specialmente nel nord-est di cui facciamo parte, aumenta di giorno in giorno. Quello che oltretutto sono due fasce che inquietano gli amministratori. Sono le fasce di giovani, il cui inserimento lavorativo, vediamo anche le statistiche a livello nazionale, è semplicemente drammatico. E quindi non hanno certezza. Quindi sono giovani che rischiano di credere nel futuro. E già ieri sono venuti da me un paio di padri di famiglia, coi figli ultra 25 anni, titolari di un diploma o di lauree brevi, che hanno perso il desiderio di cercare lavoro. Qualsiasi tipo di lavoro, ben al di fuori della disciplina che avevano scelto nell'iter scolastico. E poi ci sono gli ultra cinquantenni,
questo è un che è altro un problema di riqualificazione con le aziende, specialmente nel mio territorio, dove c'è una grossa presenza dell'industria conciaria che è impegnata in una competizione fenomenale a livello mondiale, sta cercando l'innovazione estrema e vuole investire sulla sicurezza degli operatori, per cui gli ultra cinquantenni spesso e volentieri si sentono dire non ci servite più, con tutte le ricadute nelle famiglie e nella socialità nostra, per cui siamo purtroppo impegnati anche su questo E che cosa può campo. fare? Possiamo fare poco o niente. Io mi sono messo in rete con i miei uffici sociali, con le associazioni dei lavori temporanei, per segnaliamo automaticamente questo, perché il sindaco oggi non può più prendere in mano il telefono a raccomandare, perché la raccomandazione è sperequativa, crea delle disuguaglianze. Pertanto siamo in grossa difficoltà, credo che lo sia anche il mio collega. Sono situazioni oltretutto che mettono fortemente a disagio, specialmente se si crede in una società che deve comunque crescere, tutelando sempre coloro che sono meno protetti. Assolutamente. Sì. Come vivete voi? Sono due province, diciamo, Padova e Vicenza, sì, che comunque... Il fenomeno è presente anche nelle nostre zone, magari non in modo massiccio, nel senso che per il momento, anche se qualcosa comincia nei comuni vicini a chiudere, non ci sono chiusure complete di grosse aziende o medio-piccole, diciamo comunque aziende che hanno 50-100 dipendenti, però i singoli dipendenti o per limiti di età ormai vicino alla pensione, chi è stato ad esempio i famosi esodati eccetera, oppure per riduzione del personale, oppure per termine del contratto a termine, diciamo che settimanalmente incontro persone che vengono a chiedermi cosa possono fare. Ho provato dappertutto, provo anche col sindaco, chiaramente come diceva anche il collega è impossibile trovare. Cioè io posso anche mettermi in contatto con imprenditori che conosco, con aziende eccetera, però mi dicono noi facciamo fatica a stare in piedi con i nostri dipendenti, non possiamo certamente prenderne altri, insomma, e questo è veramente triste, anche perché capita che collegato a questo magari c'è il mutuo della casa in piedi, assolutamente. E quindi poi il problema di perdere anche l'abitazione. Ovviamente questo sta diventando un peso sociale che il comune andrà incontro, cercherà di fare qualcosa, però non ha certamente le risorse per risolverlo da solo. Ma questo è il modo più totale, anzi sì, diventa insostenibile. Sì. E a questo riguardo la tassazione l'IMU, che è diciamo, legata alla realtà comunale, però una parte importante andrà allo Stato centrale. E le aliquote, cosa ne pensate? Noi abbiamo già approvato il bilancio di previsione, quindi anche le aliquote, abbiamo confermato le aliquote minime proposte nel decreto ministeriale approvato dal Parlamento, cioè vale a dire il 4 per 1000 della prima casa, il 7,6 e il 2 per gli edifici rurali. E quindi non andiamo a raccogliere di più di quello che viene chiesto a livello centrale. E il problema è che comunque una proiezione a grandi linee, ma non molto lontana penso dalla realtà, è che da Curtarolo verranno raccolti 2.400.000 euro complessivamente di IMU. 1.080.000 euro resteranno nelle casse del comune, il resto, vale a dire una cifra intorno ai 1.300 euro, andranno a Roma. Quindi più di metà andrà al governo centrale, andrà nella sede centrale, e spero che siano amministrati bene, insomma, questo è molto importante. Questo è il punto. No, volevo solo una precisazione che mi pareva giusta, mi è venuto in mente. Quei 200.000 euro in più che potremo spendere sono soldi nostri, ben inteso, non sono soldi che Roma ci darà in più, potremo spendere dei soldi nostri, 200.000 euro in più, tenendo presente che nel conto consuntivo, quindi del 2011, noi abbiamo 1.200.000 euro fermi, avanzati dall'anno scorso e che non possiamo spendere, quindi risorse teoricamente ne avremo da poter spendere. Ne spenderemo forse 200.000 euro in più adesso, però ce ne rimangono molte altre là ferme. Assolutamente, questa è una cosa su cui riflettere. Voi? Da noi il bilancio di previsione 2012 non l'abbiamo ancora approvato, eravamo già pronti circa 20 giorni fa, però notizie di ricalcoli IMU fatte dal governo centrale ci ha messo in difficoltà, in agitazione e in grossa preoccupazione, perché nel mio territorio ho una grande concentrazione industriale, una grossa
zona industriale, per cui noi dovremmo avere un grosso gettito dall'IMU, grosso gettito. A Roma, in base ai loro calcoli che sono da verificare, che riguardano anche comuni limitrofi che hanno un'industrializzazione adeguata, noi dovremmo avere un ritorno, noi calcolevamo un ritorno di circa 1.400.000, ci hanno detto che ci spetteranno 200.000 euro. Addirittura, come È una cosa differenza? drammatica. Perché questo? Pertanto non siamo andati ancora ad approvare il bilancio, come quasi tutti i comuni del Vicentino, quasi a totalità, perché vogliamo capire bene se i confronti col governo centrale sviluppano un dialogo e un confronto dei dati, perché i nostri dati sono diversi dai loro dati. Ma perché c'è questa non e questo non congruenza? glielo so spiegare, perché è disciplina ovviamente altamente specialistica, sulla quale sono impegnati la mia segretaria generale, nonché l'ufficio contabilità ragioneria, però siamo in grossa difficoltà. Sull'IMU io ovviamente vado ad applicare possibilmente il titolo più basso. Ci daremo un regolamento. Tutti dovevano darsi un regolamento, ovviamente il regolamento andrà a salvaguardare le fasce più deboli, le industrializzazioni, gli artigiani, eccetera, che lavorano con l'acqua alla gola sul proprio... Sì. E lì, se la legge ce lo permette, perché ovviamente la legge purtroppo se è dura ma deve essere rispettata, applicheremo anche lì delle riduzioni significative per non mettere in difficoltà ulteriormente le famiglie e le imprese. Questo è un altro aspetto rilevante. Queste incongruenze risultano anche a voi, oppure perché sono anche poi chi ci ascolta, magari anche il cittadino si preoccupa, ha ragione di preoccuparsi, perché dice ma poi vado a versare dei soldi, tiro la cinghia in modo spaventoso e tutto, e poi c'è un ricalcolo, un qualche cosa che non torna tanto per cambiare, anche se siamo in un governo che dovrebbe essere fatto da persone molto tecniche, che delegano a tecnici, però alla fine non se ne viene fuori a capo di niente, tanto per cambiare. No, meno dalle nostre proiezioni, penso siano abbastanza corrette, dovrebbe rimanere comunque l'introito ICI che era negli anni precedenti. È penalizzante comunque perché tiene conto di una situazione molto vecchia, diciamo di qualche anno fa, non della situazione attuale che è venuta sviluppandosi in questi ultimi anni. Quindi se fino a qualche anno fa incassavamo intorno al 1 milione di euro, continuiamo a incassare 1 milione di euro anche se l'edilizia, le attività produttive sono cresciute nel frattempo. Tutto il resto ovviamente viene raccolto lo stesso ma non rimane a noi. E quindi è penalizzante per noi da questo punto di vista. E questo è il modo classico. Può bloccare gli investimenti nel settore immobiliare, come è stato detto da chi si occupa del settore, che vedendo già un calo a 2 cifre? Il problema è che è già bloccato di suo, questo è vero, no? C'è molto soprattutto residenziale ma anche produttivo di venduto, costruito negli anni scorsi, prima del 2009, prima del 2008, almeno nella nostra zona è molto di venduto, appartamenti e così via. Quindi l'edilizia è bloccata di fatto, qualcosa si muove dal punto di vista familiare, la legge sul discorso dell'ampliamento della casa, di abitazione e così via della regione, qualcosina ha prodotto ma non molto di più, insomma si tratta di portare che so, da 800 a 1200 metri cubi l'abitazione, ma cose nuove effettivamente se ne vedono poche in questo tempo. Voi? Da noi in questo mandato, negli ultimi 2 anni, la crisi edilizia ovviamente, come ha citato il dottor Costa, anche da noi è piuttosto significativa, anche perché a detta qua ci sono anche troppe imprese edilizie che negli anni scorsi sono cresciute. Hanno anche approfittato. Inevitabilmente ci sarà un ridimensionamento, però abbiamo cercato di andare incontro contestualmente anche riqualificando alcune zone, tipo la riqualificazione delle contrade. Io ho 93 richieste su riqualificazioni di contrade e contestualmente obbligandoli però a una riqualificazione guidata secondo i criteri dell'edilizia veneta tradizionale e ha trovato un'accoglienza significativa presso i residenti, soprattutto verso le famiglie, cercando di evitare le speculazioni edilizie. Però con lo spauracchio IMU tante famiglie stanno frenando l'investimento. Certo. Quindi frenando se guarderanno i metri quadri si blocca l'operatività della piccola industria artigianale, della impresa e tutto il derivato.
Quindi stiamo subendo un rallentamento in tal senso. Io spero che la gente creda ancora e faccia gli investimenti che è per le proprie famiglie. Poi ho proceduto, visto che io ho anche ereditato un PAT operativo, il piano urbanistico territoriale, alcune modifiche urbanistiche per favorire gli investimenti commerciali. Ci sono delle persone che vogliono investire, però c'è sempre lo spauracchio IMU. Quante tasse devo pagare? Ma questo vale per... cioè, ecco. Non si rendono conto a livello governativo centrale che il problema dell'Italia non è tanto legato a chissà quale parametro, ma sono proprio le tasse. Si parla tanto di stimolare la crescita e si opera perché la crescita non parta. Esatto. Questo è il paradosso. Pertanto, oltretutto, queste imprese creerebbero posti di lavoro. Quindi ponti d'oro, ovviamente nel rispetto delle regole del territorio, dell'ambiente e tutto quello che è conseguente. Però c'è un attimo di smarrimento e lo vediamo tutti i giorni oramai. Assolutamente. Restando nella tassazione, poi cambiamo anche argomento, stiamo vedendo quello che succede a Equitalia. Ci sono presidi, ci sono stati anche dei tafferugli presso davanti a alcune sedi. Comune di Calalzo, ma non solo, perché poi anche in Piemonte ha preso dei provvedimenti avvocando a sé determinate competenze e quindi potendo riutilizzare il personale per questo tipo di attività. Cosa ne pensa al riguardo? Anche perché le metodiche, al di là che possono essere di Equitalia, sono invise ai cittadini, agli imprenditori e quant'altro. A riguardo ho poco da pensare, nel senso che sto cercando di capire come funziona la cosa. Certo che con i dipendenti che abbiamo nel comune di Curtarolo certe cose diventano impossibili. Cioè, quanti ne avete in tutto? Noi teoricamente con i servizi che abbiamo delegato all'Unione dei Comuni avremo 22 dipendenti, però attualmente siamo a 18. Tenendo conto che un'altra dipendente è in maternità, tra l'altro lavorava nell'ufficio bilancio tributi, e attualmente nell'ufficio bilancio tributi abbiamo 2 persone. Il capo area è un'altra persona che lavora, uno che si occupa del bilancio e l'altro dei tributi. Pensare anche adesso col problema dell'IMU dovranno anche loro, si stanno attrezzando, anzi sono già attrezzati, lavorare e comunque cercare di entrare nel nuovo meccanismo, però non posso chiedere, dare a loro ulteriori incombenze, diciamo. Ecco. Tra l'altro una cosa bella, questo voglio dirlo anche a merito di questi dipendenti, è attivo da diversi anni, uno sportello ICI, extra orario di lavoro da parte di uno dei 2 dipendenti, i quali ricevono i cittadini e spiegano loro com'è la situazione, verificano la situazione catastale, i versamenti fatti, non fatti, contestazioni, calcoli più o meno corretti e non corretti, e diciamo che sta funzionando molto bene. Ha permesso al Comune di incassare ovviamente una bella cifra, ma anche nello stesso tempo di restituire, nel caso in cui ci fossero delle dichiarazioni basate su dati non sbagliate, ma basate su dati non corretti, di restituire anche chi aveva diritto a una restituzione immediata dei versamenti fatti. Chiarissimo. E voi invece cosa ne pensate? Sarebbe anche da noi auspicabile che rinunciassimo ai servizi di Equitalia, proprio per le metodiche che usa. Poi siete una zona altamente industrializzata. Esatto, che usa Equitalia, però cozziamo contro la povertà dei nostri uffici. Quindi un po' simile. Il mio ufficio tributi, io ho circa 130 dipendenti, comprese anche la quota di vigili, visto che faccio capo di una convenzione vigili polizia locale di 10 comuni, però una dotazione organica che è metà di quella prevista dalla legislazione regionale. Però si riesce comunque a dare un servizio ai cittadini. Non posso mettere in crisi ulteriormente l'ufficio tributi, dove oltretutto ho una dirigente che recentemente ha perso il marito giovane, improvvisamente, e ha scelto di dedicarsi completamente al lavoro per i cittadini. Per cui io ovviamente la ringrazio, ma non posso obbligare l'ufficio di andare in tilt a un certo momento, per cui non possiamo più dare risposte oppure limitate. Ma quel comune, Calalzo, come si è organizzato? Cioè anche lì, io dico sempre fare un benchmarking, no? Come sarebbe giusto, corretto farlo, se andiamo in pubblicità, farlo tra comuni virtuosi e comuni non virtuosi, magari che ci fossero sindaci del sud
pieni di buona volontà, perché se sono già in situazioni di pseudo-collusione c'è poco da fare, con sindaci invece che facciano un confronto per riuscire a migliorare. Questo io dico, ma un comune che ha preso questa iniziativa, quali peculiarità viene ad avere per poterlo fare? Una domanda che pongo a voi due, se siete in grado di, o ci avete pensato. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme. Allora, eccoci qua, stiamo intanto chiacchierando noi fuori onda anche delle realtà locali che sono molto interessanti, anche di aziende che resistono sul territorio, che non è cosa da poco tra l'altro. La domanda che vi ho fatto, partiamo da lei, poi la rigiro a lei. Con Calalzo, quindi cosa fa questo comune per riuscire in questo senso rispetto ad altri che proprio oggettivamente dicono non ce la facciamo? Sì. Adesso io direi stiamo a vedere un attimo, l'idea non è da scartare, anzi è veramente da apprezzare. Ben venga anche chi ha avuto il coraggio di affrontare un argomento del genere che è molto spinoso. Una ipotesi di consorziare i comuni potrebbe essere da prendere in considerazione, da valutare però, perché quando si parla di tributi è sempre un argomento molto delicato. Io direi vediamo un po' come va l'esperienza per questi comuni, c'è sempre qualcuno che apre la pista, poi dopodiché le buone pratiche, se funzionano, vanno senz'altro colte, apprezzate e anche riutilizzate in altre esperienze. Anni fa ci dicevano di denunciare chi ci prestava soldi e che per interessi oltre il 9% usura, adesso le banche pretendono interessi assurdi ed è tutto ok. A proposito di aziende, come possono fare a far fronte alle difficoltà? Lei cosa ne pensa del discorso di... Allora, è notizia di stamattina nel giornale giornale di Vicenza, che è giornale della provincia di Vicenza, e la notizia è che il comune limitrofo vicino a me, che è Montecchio Maggiore, ha rinunciato a giovarsi dei servizi di Equitalia. Quindi ha preso un'iniziativa, direi, coraggiosa. Sì, però ovviamente insieme si potrebbero fare tante cose, però esatto. Ci sono le peculiarità territoriali, come richiamava il dottor Costa. Pertanto è da studiare, magari insieme con altri comuni. Forse è stato in un discorso di consorzi. E consorziarsi con altri comuni, magari... Chi può farlo, magari lo fa anche Esattamente. Anche studiando una fusione dei servizi degli uffici comunali. Però al momento attuale io mi trovo in forte difficoltà proprio per la pochezza. Certo, ricordiamo che voi avete 20.000, quanti abitanti? 26.000 abitanti, che fa già comprendere la portata della questione. Quante aziende circa di un certo... Ci sono circa 200 aziende, perché l'economia è improntata prevalentemente sulla lavorazione della pelle, quindi è un polo mondiale della pelle, e lavora il 53% della produzione italiana, dopo c'è la Toscana e Solofra in Campania. E ci sono 200 aziende, come dicevo, solo di Concia, e con tutto l'indotto, con la meccanica, l'artigianale, è comunque l'asse portante dell'economia di valle, perché coinvolge anche tutta la valle, Chiampo, dove io ci abito, ovviamente, lì che ci sono oltre 50 aziende, poi c'è tutto il distretto, e quindi è un territorio da controllare parecchio, sia dal punto di vista tributario che dal punto di vista ambientale. Bravo, qua toccato un altro argomento. Voi invece? Quanti abitanti? Adesso dirle quante aziende... No, abitanti quanti? 7.200. Aziende è difficile, perché abbiamo una miriade di piccole e medie aziende che cambiano anche continuamente ragione sociale, e una gran parte di queste poi fa capo a un polo molto importante, che è quella dell'Arneg Facco, un'azienda che questa a livello mondiale, che ha intorno agli 800 dipendenti, con tutta una serie di indotto sul territorio, di piccoli laboratori e così via, no? E qui appunto forse questa per il momento è la forza anche del territorio, nel senso che c'è una casa madre che riesce a tenere in piedi anche attività molto minute. Dal punto di vista poi diciamo così, di queste opportunità è difficile adesso un momento così, io vorrei appunto valutare come va. Vedere un po' come fanno e poi magari consultarsi per capire le metodiche. Come abbiamo ad esempio fatto questa esperienza dello sportello ICI, potrebbe essere un'esperienza altrettanto valida questa, perché comunque se si fa qualcosa
proprio per dare anche aiuto ai cittadini e alle imprese, penso che è un compito del Comune, i sindaci devono lavorare anche per il benessere di quello che è la propria cittadinanza, questo insomma, è il nostro obiettivo, il nostro fine. Una battuta perché siamo quasi in chiusura, ha parlato di ambiente, io dico provincia di Vicenza che adesso va a chiudere, a spegnersi, dice, capiremo in che stato di quiescenza entrerà. Secondo lei è compatibile che certe competenze vadano in capo ai singoli comuni o vadano alla regione? Come la vede la situazione? Allora, a livello diciamo, della mia amministrazione c'è un'ottima sintonia sia con l'ambiente a livello provinciale nonché con l'assessorato all'ambiente a livello regionale. Le competenze dei sindaci io so che aumenteranno in questo campo, anche perché il rispetto ambientale può creare lavoro. No, infatti la famosa green economy, no, che avrebbe dovuto dare possibilità. Io personalmente mi trovo impegnato in prima linea, anche perché lì dobbiamo trovare una soluzione a non utilizzare più discariche, perché io ne ho ben 8 discariche nel mio territorio di fanghi. Tra l'altro è una zona delicatissima, attenzione. Per quasi 2 milioni di metri cubi che sono sottoterra, con tutti i rischi annessi e connessi. Per cui il rispetto ambientale deve essere sovrano, per dare sicurezza ai cittadini che sono preoccupati per la salute, giustamente, ma nello stesso tempo anche per dare continuità all'economia. Infatti, lei come la vede? Dal punto di vista dell'ambiente, Curtarolo è segnato dal fiume Brenta in pratica, è un territorio che il Brenta ha costruito, proprio è sabbia del Brenta su cui è basato il nostro territorio. E, diciamo, qui dipende un po' dai punti di vista, no? La presenza del Brenta ci ha creato molti vincoli, dal punto di vista di tutela paesaggistica, dal punto di vista anche della pericolosità idraulica. Un terzo del territorio praticamente è in ambito di... Ha vocazione di competenze in capo alla regione o ai comuni per quel che riguarda per esempio l'ambiente, è fattibile? Per certi aspetti sì. Cioè, quindi vede un po' inutile l'ente provincia? Ma non è che sia inutile, diciamo che la provincia, almeno un coordinamento a un certo livello, che dopo sia un istituto pubblico politico o una forma diversa, comunque qualcosa di sovracomunale ci deve essere. Noi siamo ad esempio in unione con 5 comuni e vedo che per molti aspetti, con tutte le difficoltà, serve questa cosa. Vicino a noi l'Unione del Campo San Pierese con 11 comuni, tra l'altro abbiamo tra le nostre 2 unioni consorziato il comando della polizia locale. Da un po' di tempo. Sì, quindi dopodiché bisogna comunque fra il comune singolo e la regione, anche perché ormai molti problemi non sono più dentro i confini del comune, sono patrimonio di tutti, sì, i problemi. Quindi devono essere condivisi e risolti in modo unitario. Siamo arrivati al termine, il tempo vola, grazie ai nostri sindaci virtuosi di essere stati qui con noi. Abbiamo avuto i 2 comuni di Curtarolo in provincia di Padova e di Arzignano in provincia di Vicenza. Naturalmente io vi ringrazio di aver partecipato, vi rinnovo l'appuntamento come sempre lunedì 12:40, parleremo con l'ANCI Veneto, daremo avvio a un progetto molto particolare e interessante di aggiornamento per tutti quanti voi cittadini in relazione alle diverse realtà comunali e parleremo sempre di comuni virtuosi ma sotto certi profili anche diversi, quindi non parametrati. Ci sarà una storia che verrà raccontata, ci sarà un sindaco che ogni mese verrà in qualche modo introdotto e avrà da raccontare qualcosa di importante, quindi vi aspetto all'appuntamento di lunedì. Grazie ancora e a presto. Grazie a tutti voi. Bene, grazie.